Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Eccoci qua, allora buongiorno, benvenuti, questa è la prima puntata del 2021 di Made in Polesine. Ciao a tutti, io sono Davide Stefanelli. Buongiorno, io sono Leandro Maggi, ben ritrovati nel 2021. Ben ritrovati, siamo sempre qua e siamo sempre noi imperterriti, proprio non molliamo mai. Ma secondo te è partito bene il 2021? Adesso i primi giorni, insomma, ieri che si possa c'è dire stato quasi un colpo di stato in America. No, penso. Cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Un piccolo golpe in America, il primo paese del mondo. Vabbè, insomma, è andata così, è iniziato così il 2021, almeno in America, insomma. L'auspicio non è il massimo. Da noi, insomma, le cose sono per il momento stabili. Ecco, vabbè, che non è che sia un granché, comunque. Sono stabili in alto, sono stabili in basso. Sì. Dai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine. E adesso andiamo, innanzitutto buon anno, perché questo buon anno a voi. È il nostro primo incontro di questo 2021. Andiamo subito con i titoli, allora. Vai. Vaccini e confusione. Poi Aipo e Fontanazzi. Feste ed economia. Covid e ristorazione. Questo è un bel punto, sì. E poi Befana Adria numero 1. Ecco qua. Questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine. Tra pochissimo per iniziare la puntata. E siamo pronti per iniziare la vera e propria puntata di oggi, la prima del 2021. Allora, parliamo di vaccini e confusione. È un tema molto ricorrente, insomma. Innanzitutto parliamo Covid, emergenza Covid, ormai quasi un anno che siamo in questa emergenza e le cose invece di migliorare purtroppo peggiorano sempre di più, perché ricordiamo che solo nel nostro comune, cioè nella nostra provincia, ci sono stati 21 decessi proprio solo nel 2021 e 132 nel mese di dicembre del 2020, quindi ancora l'emergenza ci siamo dentro fino al collo. Perché parliamo di confusione? Perché al di là di quello che riusciamo a fare nel nostro territorio, ricordando le emergenze che ci sono nelle varie RSA, che purtroppo sia Lendinara che Corbola, dove c'è poi a Rosolina eccetera, veramente tantissime persone sono state colpite e ci sono stati tanti decessi di persone anziane. Ma parliamo appunto di confusione perché, per esempio, Arcuri, il nostro commissario generale che ha tutto in mano, ha preso 1,5 miliardi di, non di lire, ma più 1,5 miliardi di numero di siringhe, le ha sbagliate. Le sbagliate, non vanno bene. Ecco, io penso che 1,5 miliardi di siringhe siano cifre esorbitanti, eccezionali, e quindi in questo momento qua non bisogna sbagliare assolutamente niente. C'è poi confusione sui vaccini. È venuto fuori adesso che il vaccino, quello a meno 80 gradi della come si chiama, che non riesco mai a dirlo. Ci sono dei nomi un po' particolari, dai, insomma, quindi questo qua sarà somministrato solo alle persone anziane, mentre persone giovani sotto i 55 anni sarà quello inglese / italiano. Quindi secondo me questo qua creerà ancora più confusione. I medici di base non vogliono somministrarli giustamente se prima non sono vaccinati loro. E questo, siccome nei protocolli si andrà per età ma non per professione, quindi anche lì un'altra confusione ulteriore. E niente, secondo me bisognerebbe fermarsi, resettare un po' tutto e mettere un pochino i paletti giusti e partire alla grande. Non ultimo il fatto che un assessore regionale milanese, di cui non faccio il nome, ha detto: i vaccini non possiamo farli adesso perché la gente deve fare le ferie. Ecco qua. Detto questo, alziamo le mani qua. Detto questo, sì, vuol dire che effettivamente non ci siamo. Vabbè. Il Veneto come va? Il Veneto, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, i sacrifici che facciamo, abbiamo ancora un tasso altissimo, 0,97 di RT. Allora, spieghiamo cos'è l'RT intanto, perché io l'ho capito stamattina. L'RT è l'1%, vuol dire che infetti una persona, al 2% infetti 2 persone, hai la possibilità di infettare 2 persone. E la gialla, l'arancione e la rossa si è in rossa quando si supera l'1,5 di RT,
ed è arancione quando si è all'1. Noi siamo al 0,97%, quindi probabilmente siamo lì, siamo proprio al lì limite. e aspettiamoci che il giorno 11 ci saranno delle decisioni negative per noi veneti. Vabbè, lo scopriremo bene, solo vivendo. Dai, ci sentiamo tra pochissimo allora per continuare Made in Polesine. Siamo pronti per proseguire la puntata di oggi di Made in Polesine. Secondo titolo di oggi, Aipo e Fontanazzi. Allora, anche questo è una buona notizia in una cosa negativa che sono appunto i Fontanazzi, che l'Aipo ha stanziato 2 milioni di euro per il comune di Adria onestamente non so se è solo per il comune di Adria, se non vorrei dire una fesseria, però fatto sta che uno dei primi interventi saranno i Fontanazzi che ci sono a Cavanella Po, sì, appunto nel comune di Adria. Cosa sono i Fontanazzi? I Fontanazzi sono quelle infiltrazioni che vengono nei terreni quando c'è il fiume in piena, esatto, e bisogna poi dopo intervenire con i sacchi di sabbia per contenere questo. Purtroppo da noi ce ne sono ancora tantissimi, tanti nella zona adriese, tanti nella zona del Podigoro verso Rivà, verso Tolle Oca, e quindi sono da monitorare e da controllare. Non ci sono mai, ci sono sempre stati, non si è mai riusciti a risolvere il problema, forse perché forse non si riesce. È uno sfogo questo naturale può, che deve esserci, insomma, per l'importante è poi contenerlo appunto con i sacchi di sabbia e intervenire in questo modo. Sappiamo che monitorare questo implica che bisogna avere dei fondi per farlo, ci vogliono delle persone, ci vogliono dei tecnici, e quindi è una boccata d'ossigeno questi 2 milioni di euro. Onestamente non ho capito, perlomeno dall'articolo che c'era nel Gazzettino stamattina, se questi fondi sono per tutta la provincia, solo per Adria, eccetera eccetera, e speriamo siano sufficienti in ogni caso per monitorare questo. Fatto sta che il nostro Po, che se ne dica Covid, non Covid, eccetera, lui c'è sempre la sua spada di Damocle qua. Esatto, sì, è sempre pronto. Sì, è sempre pronto. Quindi può capitare, cioè può succedere di tutto, però il Po è sempre l'incombente che ci rompe i maroni. Il Po, insomma, è una potenza veramente enorme. Caspita. Va bene? Abbiamo concluso. Dai, una buona notizia, vediamo. C'è almeno una ogni tanto. Almeno una, dai. soldini che arrivano per questo. A tra poco. Qui su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Adesso terzo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di feste ed economia. Questo è un tasto veramente... Allora, feste ed economia. Cosa dire? Chi vive un pochino nei paesi capisce che effettivamente per quanto riguarda artigiani e soprattutto commercianti è stato un 2020 un anno difficile, e il 2021, che è appena iniziato, decisamente non parte con il piede giusto. E tutti questi lockdown, queste zone rosse, arancioni eccetera, hanno messo in ginocchio tantissime attività, e purtroppo tantissime attività chiudono. Abbiamo letto proprio pochi giorni fa che ha chiuso un pastificio importante nell'Alto Polesine, un'azienda che fa uova di Pasqua, che sono 50-60 anni che la fanno. Sì. Qua da noi ci sono tante aziende che chiudono, e quindi questo probabilmente, quando finirà questo delirio che è appunto l'emergenza pandemia, ci dovremo recare le ferite. Che dire, io mi riferisco a un fatto che conosco, avendo una figlia che abita in Germania. I ristori che è andati in Germania li hanno andati tempestivamente, subito, e anche hanno permesso alle persone di affrontare 3 mesi difficili, 4, un pochino in serenità. Ricordiamo che da noi tanti ristori non sono ancora arrivati, tante casse integrazione non sono ancora state pagate, e quindi questo fa preoccupare ancora di più. Dopo dicono, ma i consumi sono fermi, e in un momento di grande indecisione la prima cosa che fai è non spendere. Esatto, sì. Quando non sei sicuro, non è che ci voglia non sei sicuro delle tue possibilità, insomma, esatto. È difficile. Non è che ci voglia muoversi, insomma, un grandissimo economista, esatto, per capire questo, perché non riusciamo a farlo, perché probabilmente la nostra coperta è talmente corta che anche Mina Baiocco, non ci sono soldini. Esatto, sì, quindi, cosa fare? Non lo so. A questo punto penso che tutti noi non abbiamo una soluzione. No, effettivamente non ce l'abbiamo.
Una soluzione potrebbe essere, magari, visto che nel governo stanno litigando, qualcuno prospetta addirittura di andare a votare, se si va a votare vuol dire bloccare il tutto, i famosi 209 miliardi che dovrebbero essere la soluzione di tutti i problemi. Se si va a votare vengono congelati e fermi, e quindi un po' di responsabilità. Si aumenterà ancora il disagio, sicuramente. Sì, aumenterà ancora il disagio, quindi vorremmo e pretenderemo una certa etica da parte dei nostri politici, cosa che purtroppo non c'è. Finiamo questa pandemia, arriviamo a capo e poi eventualmente andiamo a votare per dire una cosa politica, insomma, ecco. Ma chi siamo noi? Potrebbe essere la soluzione giusta, però chi siamo noi per dirlo? Chi siamo noi? Non abbiamo voce in capitoli sotto questo aspetto. Dai. Allora, abbiamo esaurito anche questo argomento, noi ci sentiamo per una brevissima pausa. Noi quelli di Made in Polesine, vi ricordo la prima messa in onda come sempre il giovedì e poi le varie repliche durante il fine settimana, sia come se piovesse, repliche come se piovessero, sia su Radio Diva e anche su Radio Colbero Vigo. Allora, altro titolo: Covid e ristorazione. Qua siamo più o meno sulla falsa riga del titolo precedente, quindi ci allacciamo un po' a quello che stavamo dicendo prima. Allora, abbiamo sempre detto, è purtroppo un anno che lo diciamo, ricordiamo che il primo lockdown è stato il 9 di marzo, quindi ci siamo quasi 12 mesi che stiamo tribolando in questa maniera. Uno dei settori sicuramente più colpiti, ce ne sono due secondo me che sono i più colpiti: da una parte il mondo dello spettacolo, con cinema, teatri, artisti, musicisti eccetera, e il mondo della ristorazione. Il mondo della ristorazione è stato veramente massacrato, specialmente in queste ultime feste, perché aver messo la zona rossa e la zona arancione, dove non si poteva assolutamente aprire bar solo per asporto eccetera, e aprire ristoranti solo per asporto, vuol dire aver fatto diminuire, qualcuno parla dell'80% addirittura degli incassi. C'era un articolo di un noto ristoratore di Portoviro che appunto diceva che lui per queste feste ha avuto un abbassamento rispetto all'anno scorso del 70% del suo fatturato, quindi stiamo parlando di cifre non importanti, oltre l'importante. Allora, visto che questa puntata un pochino stiamo sottolineando le varie pecche, i vari errori che sono stati fatti, secondo me l'avere anche prima con la zona gialla, che i ristoranti non potevano aprire dopo le 18 e magari lasciarli aperti al pomeriggio. Ricordiamo che alla sera, tra l'altro, i menù hanno un prezzo diverso, quindi è molto più facile che ci sia molta più gente al pomeriggio che alla sera. Adesso non so, o secondo me chi fa le leggi non c'ha neanche non solo non ha il polso della situazione, ma neanche va fuori dalla porta. Cioè, se fai un menù turistico a 12 euro per le persone che lavorano, vuol dire che il locale per starci dentro deve avere minimo 100-150 componenti. Se fai un menù a 40 euro, con 20 persone ce la fai quindi alla sera se fai un menù di 40 euro, ma per qual motivo devi chiudere dopo le 18? Punto di domanda. Vabbè, comunque sarebbe, scusami, un controsenso tenere aperti i ristoranti la sera con il coprifuoco alle 10, praticamente. Poi se sei fuori non riesci più a rientrare, magari trovi qualcosa, che ne so, ti ritardi perché il ristorante quella sera lì ha avuto qualche problema, oppure sei un po' lontano da casa e non riesci più a tornare, quindi è veramente un controsenso aprire eventualmente i ristoranti di sera con il coprifuoco alle 10, quindi o sei in zona devi andare proprio vicino a casa, altrimenti veramente non ce la fai. No, c'è da dire che, visto che siamo in polemica, cosa conta fare il coprifuoco? Allora, con i locali chiusi poi ma oltretutto è il stesso discorso del ristorante alle 12 e chiuso la sera. Allora fai il coprifuoco alla mattina dove c'è gente, cioè la sera non so voi dove abitate, a meno che abbiate il termometro di Roma, che sono tutti fuori fino alle 2 di notte, ma nei nostri paesi alle 11 non c'è già più nessuno, c'è la gente la mattina lavora e va a casa, se esclusiamo il sabato e domenica, quindi non lo so, cioè, io ho questa impressione che chi ci governa neanche sappia come è fatta la vita normale. Sì, ci sono delle cose che sono veramente inconcepibili. Ma chi siamo come sempre noi? Dai, allora
abbiamo esaurito anche questo argomento. Ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Ora qua, e questo è, miei cari, è l'ultimo argomento di oggi della prima puntata 2021 di Made in Polesine. Parliamo di Befana, la Befana di Adria numero 1. Numero 1, purtroppo Numero quest'anno non abbiamo gustato la Brusaveccia in tutta Italia, ed era una ricorrenza tradizione interessante che tanti aspettano. Esatto, Loreo ha fatto un bel post con scritto con la foto della Befana: quest'anno non mi bruciate, e mi è piaciuto molto. Tutti gli amici che vanno in giro con il Befana e Befanon, quest'anno niente da fare. Quelli di Tolle, quelli di Taglio di Po, quelli di Oc, eccetera. E però, visto che vogliamo parlare della Befana, di questa ricorrenza, a me fa piacere ricordare la Befana di Adria, che quest'anno, essendo una Befana tecnologica, ha fatto il suo incontro con il sindaco online, in diretta a Facebook, e quindi questo è stato, era molto più buono. Di solito con la piazza si vede che si infervora. L'anno scorso io l'ho seguita lì ad Adria, c'erano qualche migliaio di persone, e ha massacrato bene il sindaco, vedi. Omar. Invece quest'anno era buona, una Befana sottotono. Comunque, in ogni caso, complimenti alla Befana adriese, all'amica Monica, che è sempre brava, pungente, e anche il sindaco che si è prestato. Dai, insomma. Esatto. Va bene, dai, era una bella ricorrenza. Mi dispiaceva se non l'avessero fatta quest'anno. Invece la Befana, che è tecnologica come non mai, è riuscita a farla via internet, via web. La Befana, che lei vedi, anche che la web, anche la Befana web si è organizzata e si è adeguata ai tempi. Brava Befana. Va bene. Ok, allora abbiamo così concluso gli argomenti, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo veramente in conclusione dell'appuntamento di oggi, il primo appunto del 2021 di Made in Polesine. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti come sempre, ringraziamo Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine. A proposito di Made in Polesine, io in questi giorni ti ho visto con il tuo nuovo appuntamento, la rassegna stampa praticamente che stai faccio tutte le mattine. Stai facendo tutte le mattine, e quindi che sta andando veramente molto bene. Ho visto che ci sono dei numeri molto importanti. Sono qualche migliaio di persone che mi segue, e questo mi fa piacere. E mi diverto, è impegnativo, perché poi dopo, sai, devi leggere i giornali, puntualizzare tutto, ci vuole tempo, però mi fa piacere, perché poi dopo la gente mi scrive: bravo, complimenti, siccome sai che sono molto ambizioso, sì. Me la tiro. Ringrazio naturalmente Promozione Italia, che è l'associazione che ci dà una mano. Ringrazio anche la redazione di Made in Polesine, ringrazio il mio amico Davide, che anche lui mi dà qualche dritto ogni tanto. Comunque dai, seguitela, che ogni mattina 7 giorni su 7, fin quando non mi massacrano gli Zebedei. Però dai, seguite, perché è veramente un appuntamento molto importante, anche per rimanere ovviamente informati di quanto succede, insomma. Nei bar i giornali non ci sono adesso, e quindi sopperisco questa crisi. Quindi alla mattina, quando vi alzate, avete magari verso mezzogiorno non ce la faccio prima, perché ci metto 3 ore a farla. Ecco, a mezzogiorno date un'occhiata, e così rimanete informati anche in maniera generale, veramente, perché si parla un po' di tutto in questa rubrica. Una rassegna stampa ci metto 3 orette. 3 orette? Non sono poche. Mezza giornatina che ti va. Che mi parte. Bene, allora dai, vi ringraziamo del vostro gentile ascolto. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, quindi da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, facciamo il nostro classico. Lo facciamo, dai, il nostro classico countdown. 2 no, sono 3 3, 2, 1. Ciao a tutti. L'ho soltanto uno. Nel 2021. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.